Dopo 14 anni di attesa, Geraci Siculo si prepara a rivivere una delle sue più antiche e sentite tradizioni. A Carbaccata di Vistiamara, la spettacolare cavalcata dei pastori in onore del Santissimo Sacramento. Un rito solenne e secolare che affonda le radici nella storia più profonda della Sicilia rurale e che sarà celebrato dal 14 al 20 luglio nel Borgo Verde delle Madonie, con un ricco programma di eventi religiosi, culturali e folcloristici. La Carbaccata di Vistiamara è una manifestazione unica, celebrata a cadenza settennale, ma nel 2018 non è stata fatta, in cui si ha notizia documentata sin dal 1643, ma che, con ogni probabilità, affonda le radici in un passato ancora più lontano. Istituita dalla Confraternita del Santissimo Sacramento, rappresenta un rituale di ringraziamento verso Dio da parte della comunità pastorale locale, simbolo di una religiosità arcaica e comunitaria, legata alla terra, agli animali, alla solidarietà tra generazioni. Il fulcro della festa è la sfilata di pastori a cavallo, in costume tradizionale, che percorrono le vie del borgo secondo un rigido ordine simbolico, dai ragazzi agli anziani fino alla figura più autorevole, il cassiere, portando offerte votive in forma di ceri, paramenti sacri e sculture casearie. Carmelo Parrivecchia. E lei è il cassiere Cassiere del Santissimo Sacramento. Una festa che si svolge qui a Geraci Siculo ogni 7 anni. 7 anni. Facciamo questa festa, è una tradizione, peccato che al 2018 non l'abbiamo potuto fare. Quest'anno si svolgerà la festa. C'è stato il prete che ha voluto resistere, dobbiamo fare la festa e finalmente ci è riuscito. Mi ha convinto e abbiamo fatto festa assieme ai giovani, che i giovani veramente hanno la vita. Stanno imparando a fare i cavallucci, si mettono a cavallo e quindi il 20 luglio facciamo questa sfilata. Si svolge abitualmente sempre verso la fine del mese di luglio? La terza domenica di luglio, è sempre questo, la terza domenica di luglio. Come si svolge la festa? Si inizia quando? Inizia verso le 3:30 così. Partiamo di casa mia, giriamo per il paese, dopo sopra il paese, per il bevaio, pure fuori del paese, per il convento e sale e finisce a Sant'Antonio là sotto. La finitura è a Sant'Antonio dal campo là sotto. Si porteranno in giro per il paese queste forme di caciocavallo che vediamo realizzare? Ci sono i cosi, noi chiamiamo i chirchi, ci mettono i cavallucci impennaleati. E quindi è una cosa bellissima. Quindi ci saranno migliaia di forme di caciocavallo? Sì, ci sono abbastanza. Questa è una festa antica? Una cosa antichissima, una tradizione antica. Ripeto, il 2018 abbiamo sorpassato, ma ora l'abbiamo raggiunto di nuovo. Quindi diamo appuntamento agli amici che ci stanno seguendo da casa il 20 luglio a Geraci Siculo, perché poi bisognerà aspettare altri 7 anni. Appunto, sì. Ogni 7 anni, la tradizione è quella dei pastori di Geraci. Un grande avvenimento, la Carbaccata di Vistiamara, che è una festa di ringraziamento dei pastori al Santissimo Sacramento per i prodotti della terra. Una manifestazione che in versione ridotta si celebra ogni anno, la terza domenica di luglio, ma in forma solenne ogni 7 anni. Una manifestazione sorta all'incirca nel 1600 e che i nostri pastori portano avanti in maniera molto votiva, ecco. E per l'occasione vedremo migliaia di forme di caciocavallo. Migliaia di forme di caciocavallo, quindi che è una forma appunto augurale, una forma appunto di ringraziamento. Vengono appeso ai chierchi una sorta di ombrelli con merletto bianco che vengono portati appunto in processione dai pastori nei loro abiti tradizionali per le vie del paese.